giocatore. Quindi questa maglia da titolare è veramente meritata. Suarez rete con il morto, Belecco. Arriva il primo brivido per l'Arca. Una normalità. Palla per Grandes. Mette con il rimorchio. Arriva Suarez, ma De Miere con un grande intervento. De Miere, poi Grandes calcia. Il pallone si impena verso Diallo. De Miere mostruoso. Questo lancio, Garofalo poi prova ad intrufolarsi Marrone. Per conclusione, sul fondo ci ha provato Corso. Andiamo a cominciarci. Gioca oggi al Caltanissetta, importantissimo. Tanto Grandes basta, Grandes conclusione. Pazzo, disperazione nella sua giornata. Tanto c'è un errore in fase di postazione. Antus prova ad andare, Antus deve mettere il pallone in mezzo. Diallo! De Miere! Attenzione, conclusione sul fondo da parte di Giglio. È buona l'idea, si butta dentro la rete di rigore Marrone, poi la parte del servizio per Corso. Marrone, vai gol! Risponde. Prova l'asta a andare verticale adesso per Marrone. Marrone per Giglio. Attenzione, Giglio! Palla al lato, opportunità per Giglio. Parte Antus. Colpo di testa da allontanare, Mazzotta. Russo, palla per Antus. Antus mette il pallone in difesa, colpo di testa! Ha segnato Mattisi! Ha segnato la super giovane Castelbuono! Il Chiello! L'anticipo da parte di Antus, bene, ecco, palla per Antus. Potrebbe anche calciare Diallo, poi prova a calciare Diallo, palla esterna. Impressione Belecco. Recupera la palla Belecco. Recupero alto, conclusione De Miere. Gol! Belecco! Non è riuscito a trattenere De Miere. Il raddoppio di Javier Belecco. Leonel Javier Belecco. Tutti e tre possono creare grandi pericoli. Inizia l'arbitro, parte Belecco, era andato a cercare il palo del portiere, palla che si perde sul fondo. Naturalmente il merito attenzione, Russo va a calciare. Anche il Russo 2005 alla Parmonbal lo scorso anno. Poi Russo, palla per Torres potrebbe calciare, Arrivo che però è impegnato a Castelvetrano. Franchelli, anzi scusate, Palardo per Franchelli si accetta. Palla conclusione, De Miere. Santiago Torres contro Mirko De Miere. Fischia l'arbitro. Parte Torres! E ritornato il Cianci! E lo fa con grande stile Santiago Torres! Piazza De Miere e chiude la gara. La sua giovane Castelbuono ha dominato. L'arbitro metta il fischietto in bocca e mandi tutti sotto la doccia. È finita! Finisce qua la prima vittoria casalinga della sua giovane Castelbuono in campionato contro l'Astra per 3-0.